Parto innanzitutto da questo. Che senso ha fare un altro aggravio ambientale quando abbiamo, tra virgolette, già dato? Lo stesso concetto l'ho applicato qualche anno fa, sempre in questo territorio, Roverchiara, doveva essere fatto un impianto che bruciava pneumatici, parliamo anni 97-98 come periodo. Anche lì mi sono opposto perché noi non ne avevamo bisogno, nel senso che in seguito alla sperimentazione e all'utilizzo che abbiamo fatto nel cementificio di Pederobba, in cui bruciamo con successo, questo per dire che anche non sono sempre d'accordo con alcune impostazioni, bruciamo con successo, abbiamo ridotto le emissioni, un quantitativo tale di pneumatici, trattati eccetera, per cui non avevamo bisogno di un altro impianto di smaltimento, perché già il nostro fabbisogno era abbondantemente coperto. Quindi fare un altro impianto significava prendere pneumatici dal resto d'Italia. Allora, se partendo da questi presupposti serve una centrale di queste dimensioni, che al contrario di altre tecnologie che molti agricoltori stanno già attivando, in cui c'è la digestione dei liquami, la produzione di gas, che sono pratiche utili per il taglio dell'impianto, sono piccoli impianti che hanno sicuramente una funzione aziendale o poco più, sono quasi d'obbligo perché con l'entrata in vigore della direttiva nitrati o i liquami vengono predigeriti o ci troveremo nei prossimi tempi in cui gli agricoltori non potranno più smaltire i liquami tal quale, proprio per il discorso di difesa di cosa delle falde. Quindi anche ci fosse in qualche modo dei problemi, ma è comunque un impianto che ha una connessione diretta col territorio e con una necessità che comunque è ambientale, perché evidentemente la riduzione dei nitrati, la salvaguardia delle falde è altrettanto importante perché produce un beneficio sul territorio. Una centrale di questo tipo serve? Che ha un obiettivo esclusivamente economico, è da dimostrare se realizzi una filiera locale rispetto ai prodotti dell'agricoltura, perché vuol dire anche su altre tecnologie, cioè si dice il legno, bruciamo legno perché il bilancio anidride carbonica che si produce con la combustione viene compensato, perché quando un albero cresce, voi sapete, produce ossigeno, assorbe l'anidride carbonica, fotosintesi clorofilliana e quant'altro, e quindi dice alla fine il bilancio è zero, perché produco energia mettendo anidride carbonica, però uso il materiale che mi ha tolto anidride carbonica. Sì, tutto giusto, ma quando il cipato legno viene dai paesi dell'est o dal Brasile è un aggravio ambientale, c'è un saldo positivo per i nostri territori o abbiamo preso una fregatura e abbiamo peggiorato quella che è la situazione? Quindi, secondo me, partendo da dati di questo tipo, ed è il motivo per cui sono contrario, un impianto di questo tipo, questo non serve. Poi permettetemi, mi vengono alcuni dubbi. Perché? Io non voglio fare come Andreotti che diceva pensare male fa peccato, però spesso ci si indovina. Però io guardo qual è l'impresa, serissima per carità, però qual è l'impresa? Termomeccanica. Termomeccanica è la stessa impresa
che alcuni anni fa è stata coinvolta per costituire, assieme al Consorzio Sviluppo Basso Veronese, una società di scopo per costruire un inceneritore nella Bassa Veronese per rifiuti. Questi sono dati di fatto. Società costituita senza nessuna gara, anzi addirittura Termomeccanica ha versato dei denari, quindi ha dato al consorzio, non ricordo se 200 o 300 mila euro allora, però ci sono i bilanci, 200.000, 500.000 a fondo perduto per costituire questa società, elaborare i progetti e avere quindi una grande certezza che poi si sarebbe realizzato l'impianto, che naturalmente non si è fatto per le motivazioni che vi ho detto prima. Non serve. Adesso a me fa piacere che un'impresa italiana come Termomeccanica si ripresenti, però è quella doveva fare l'inceneritore. E poi guardo la compagine sociale e concludo, che ha presentato a Sanguinetto questo progetto. Vedo che c'è un consorzio di imprese agricole, eccetera, quant'altro, ci sta tutto. C'è Termomeccanica, e ci sta tutto. C'è una piccola quota di un socio privato che è il direttore del Consorzio Sviluppo che ha fatto quella società 8 anni fa, tal Bellani. Faccio i nomi perché evidentemente sono tutti fatti assolutamente chiari, documentati. Poi sarà tutto legittimo, però fatalità gli attori sono sempre quelli, quegli stessi che 5 anni fa, 7 anni fa, anche investendo del denaro pubblico, volevano fare quel progetto, seppure in ruoli diversi. Oggi addirittura li troviamo in maniera esplicita soci, legittimamente, per fare un impianto di questo tipo. Io mi fermo qua, a voi il giudizio. Sono contrario perché non serve, perché non è chiara la tipologia di intervento e i benefici che otterrà sul territorio, non è chiara la tipologia di rifiuti, e mi dispiace che non siano venuti qua questa sera, perché avrei gradito che i promotori di questo intervento ci spiegassero se quello che ho detto io non è vero. Quindi poi naturalmente anche qui, se qualcuno si sottrae al confronto, anzi io ero contrario, quando mi è capitato di parlare con Sganzella, con qualche amico, dicevano ma facciamo venire tutti. Dico vabbè, volete che vi vengano a dire che non vanno bene, però gli avete dato una grande opportunità, e il fatto che non siano venuti vuol dire che non si è quantomeno trasparenti. Ripeto, io ho rivestuto degli incarichi anche importanti, ho provato delle discariche, ho provato degli impianti di compostaggio, ho provato delle cave, cioè facendo l'assessore ambiente, devi fare delle scelte che sono anche impopolari, ma ho sempre ricevuto i comitati, non li ho mai considerati dei rompiscatole, ma al contrario persone informate che forse avevano delle motivazioni da portare, e quando non ho potuto accettarle ho sempre spiegato perché. Poi ciascuno può rimanere del proprio parere, qualcuno può anche non convincersi, ma si ha diritto ad avere una risposta soprattutto su questi temi. Mi dispiace che questa sera non ci sia stata questa occasione, perché mi sarebbe piaciuto, assieme ai promotori di questa iniziativa, ripercorrere un po' di storia degli ultimi 10 anni in questo territorio. Quindi concludo, grazie ai comitato, ai cittadini informati, grazie a voi della vostra attenzione, grazie agli amministratori che sono qui questa sera, e penso che anche se ci fosse stata anche l'amministrazione di Sanguinetto sarebbe stato importante, perché magari alcuni elementi non li conoscono, anche perché capita che chi amministra un comune per la prima volta si trovi anche
così, non abbia la memoria storica.